Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, Gioventù Politica, questa sera parliamo di difesa idrogeologica, delle opere importanti per il Padovano per mettere in sicurezza il territorio. Lo avevo annunciato in apertura di trasmissione, adesso possiamo proporvelo. Allora, sentiamo questo contributo, questa intervista, questo intervento del parroco di Conche di Codevigo. Sentiamo cosa dice. Qui c'era un muro come nella parte vecchia del cimitero, tutto muro e tombe. L'acqua arrivata qui, pensi con forza, ha portato via la terra, il muro è crollato e sono crollate anche le tombe e i loculi. Passando attraverso questa mura del cimitero, ecco, ha portato via la terra e ha scavato una fossa profonda almeno 2-3 metri nel centro. Quindi pensa a tutti i morti che erano sepolti sono stati portati via. Ne hanno trovati ossa e qualche pezzo di cadavere a 3 chilometri di distanza verso la Fogolana. Hanno trovato qualche ancora osso di morto. Una cassetta di un bambino l'hanno trovata vicino al ponte della Rotta, verso la Fogolana. Non so se sapete dov'è il ponte della Rotta. Andare in Fogolana, entrare in Fogolana, hanno trovato una cassetta di un bambino. Ecco, questo è un breve brano di un bellissimo filmato che è stato realizzato nel 1996, mi pare, no? Giusto? 96, a 30 anni dall'alluvione del 66. A parlare il parroco di Conche, Don Giuseppe Salbego, che chiaramente aveva vissuto in prima persona il dramma di quella alluvione, le riprese di Bruno Bruni, la regia di Gerardo Fontana, sindaco peraltro di Codevigo. Marino Zamboni, comitato Brenta Sicuro, per voi è un punto di riferimento importante l'alluvione del 66? Sì. Decisamente. Noi come comitato siamo nati qualche anno fa, così sulla, chiamiamola, onda dei problemi che ci sono stati nel 2010 nel Padovano. Ci siamo trovati come gruppo di studio e abbiamo ritenuto opportuno che fosse un problema importante da sviscerare, da affrontare. Siamo partiti dal piccolo, cioè dalla riva, dal Brenta, che tocca il comune di Campolongo Maggiore, dove noi siamo nati come comitato, anche se subito inizialmente ci siamo definiti intercomunale perché convinti che l'aspetto comunale fosse troppo stretto per capire le logiche e le problematiche. Per cui un po' alla volta ci siamo interessati a quello che ci stava attorno, all'idrovia, questa grande incompiuta, agli argini anche degli altri fiumi, e abbiamo cominciato a dialogare con gli altri comitati, a parlare con i cittadini, muoverci in azioni, quindi mostre che riguardavano il 1966, rievocazioni. Dovremmo avere delle altre immagini peraltro, perché appunto eccole qua che fanno riferimento all'alluvione appunto del 66 e sempre il territorio di Codevigo, giusto? Ecco, tra l'altro qui siamo nell'esatto punto in cui c'è stata l'esondazione, o meglio la rottura del Brenta a Conche di Codevigo, ed è anche l'esatto punto, qui si vede il cimitero di cui parlava il parroco poco fa, dove noi saremo presenti con una manifestazione che speriamo sia una manifestazione importante, che veda molte persone, che vedrà... Beh, il vostro compito, il vostro lavoro come comitato è quello di sensibilizzare e tenere alta l'attenzione, giusto? Non abbassare l'attenzione, perché sappiamo, per esperienza, così ci dicono anche i politici, che quando si abbassa l'attenzione diminuiscono gli investimenti, le persone si interessano meno e la politica pensa ad altre cose, per carità, importantissime, però che non sono quelle basilari della difesa del territorio. Giuseppina Carpanese, lei è già sindaco di Casalserugo, oggi rappresentante del comitato Veneto... Rappresentante, componente. Sì, certo. Perché il nostro presidente è Maccarone, che è di Monteforte. Ecco, lei come da sindaco ha avuto modo di dover affrontare l'emergenza alluvione e poi invece adesso ha dovuto comunque, l'ha subita l'alluvione. Nel 95 l'avevo subita come sindaco e quindi come paese.
ma quella era un allagamento dovuto ai canali consortili. Invece questa è proprio stata una alluvione vera e propria, una grossa alluvione. Io sono stata sotto 1,80 m, quindi avere 1,80 m in casa è una cosa terribile. Volevo però dire che non ce l'aspettavamo, perché forse avevamo un rapporto con questo fiume di amicizia, e quindi non ci aspettavamo una terribile cosa come è avvenuta nel 2010. Diciamo che subito dopo, il 24 e il 25 di dicembre, abbiamo avuto un'altra emergenza, pericolosissima anche quella, però non è successo niente, perché le acque sono state governate in maniera che non avvenisse il disastro. Allora questo, fra le persone che a un certo punto pensano, ci si chiede come mai invece il 2 di novembre sia capitato quello che è capitato, perché a detta degli addetti ai lavori l'emergenza che è avvenuta in dicembre era altamente preoccupante quanto quella, forse anche di più, di quella del 2 di novembre. Bene. Io dico che nei posti importanti ci devono essere delle persone che hanno molta sensibilità e molta attenzione per le acque, e noi che siamo un paese, proprio una regione delle acque, ci dovrebbe essere una grande, un grande lavoro su queste infrastrutture, perché viene considerata infrastruttura soltanto un'autostrada, una strada, invece infrastrutture sono anche i canali, e in una regione come la nostra è vero che ci sono delle piogge che sono così violente, però è anche vero che non c'è attenzione per quello che è il problema idraulico. Ecco. Grazie. Professor Casen, c'è scarsa attenzione, c'è stata scarsa attenzione per il problema idraulico? Credo che non ci sia un problema di attenzione. Da parte di taluno c'è la consapevolezza che questo fenomeno è successo e tornerà a succedere, ma siccome la cadenza è abbastanza lunga, peraltro non ovviamente per chi subisce questa cosa, quindi ogni 10, 12, 15 anni succede questa esondazione. Quindi una volta passata si ricomincia da capo, ci si dimentica e la gente subisce e tace. Allora, questa poca sensibilità del territorio è determinata da vari fattori. Uno dei fattori fondamentali è il fatto che c'è uno scollegamento tra il territorio, qualunque sia in Italia, il Veneto in particolare, e invece la centrale politica decisionale che è Roma. Come vengono gestiti le spese, i costi, come vengono percepite le urgenze, no? Per cui è più urgente finanziare o prestare denaro in Sicilia perché devono sostenere un esercito di forestali, che foreste in Sicilia ce ne sono gran poche, però invece il problema delle esondazioni nel Veneto non viene recepito. Evidentemente non abbiamo una forza d'urto politica in Veneto capace di rispondere e di chiedere, di sopperire alle richieste della gente, del territorio e di tutto quello che sta succedendo, e questo è uno dei casi. Certo. Peraltro poi i veri rappresentanti del territorio che si possono unire e far voce sono i sindaci. Questi raramente si fanno sentire preventivamente, perché non possiamo pensare che la cosa sia urgente e fattibile subito. Per mettere a posto il territorio e la situazione che si è venuta a creare fino ad oggi ci vogliono almeno 10 anni, e se non partiamo subito sicuramente ci prenderemo un'altra alluvione, e sicuramente i costi della prossima alluvione saranno superiori a tutti i costi messi insieme del ripristino del territorio. Allora continuiamo a correre dietro le urgenze, e le urgenze sappiamo che costano sempre 3, 4, 10 volte di più.
Primo perché non ci sono degli appalti, secondo perché non vengono governate, terza cosa perché creano dei danni che sono mostruosi e creano insicurezza nella popolazione, ma soprattutto creano un distacco politico tra la popolazione e chi gestisce la politica. La politica è fatta dalla gente, non è fatta dagli eletti. Gli eletti devono essere sostituiti se non corrispondono alle istanze del territorio e della popolazione che ci vive sopra. Questa è la cosa fondamentale. Se non si ribalta questo rapporto non andiamo da nessuna parte, ma mi pare che non ci andiamo comunque perché la famosa legge che stanno facendo sulla nuova forma elettorale sta andando, diciamo, di traverso. È una legge estremamente inventata, ma non è l'argomento di questa sera. Certo, non è l'argomento di questa sera, grazie. Grazie. E a proposito di popolazione, noi abbiamo qua dei rappresentanti, tra l'altro le immagini che stavate vedendo in sovraimpressione sicuramente le avrete riconosciute. Abbiamo due cittadine di Battaglia Terme, voi siete andati sott'acqua, possiamo dire così, a febbraio, no, di quest'anno, quindi sono due mesi, diciamo, no? Sì, noi 2 mesi oggi. Un attimo solo, vediamo se c'è il microfono, perché se no a casa non la sentono. Eccola qua. Eccomi qua. Allora, io volevo dire che noi sono 2 mesi oggi praticamente che siamo andati sotto acqua. Il grosso problema che abbiamo avuto è che non abbiamo avuto nessun avviso. A noi ci è arrivata a casa 1 metro d'acqua. Le case sono state distrutte, i danni sono ingentissimi. Oltre a questo abbiamo un problema sulla mura che non tiene, abbiamo la mura che è incompleta, abbiamo lo scolo rialto che praticamente dovrebbe essere scavato perché comunque è pieno di zeppo di melma, se così si può dire. Abbiamo... Quindi in quel caso lì manca la manutenzione? Secondo noi sì, e anche i lavori che hanno iniziato adesso a fare comunque sono a nostro parere un po' insufficienti. Per quanto riguarda i danni che avete avuto in casa, voi avete avuto aiuti? No, che... e infatti io chiedo pubblicamente alle autorità che magari ci stanno seguendo di aiutarci comunque a pagare, perché io porto un esempio che mi è caro, che mi sono persone care, sono mia mamma e mia sorella, hanno una media di 30-40 mila euro di danni. Allora, partendo da questo presupposto, io credo che lo Stato dovrebbe esserci per queste cose e non solo chiedere. Poi adesso hanno iniziato a fare dei lavori che però, ripeto, sono insufficienti. C'è un problema alla botte del Pigozzo, la seconda che è stata fatta, e c'è che deve essere completata l'opera per salvaguardare la zona. E poi c'è un altro grosso problema che noi abbiamo lì. Io spero che i politici qui presenti si facciano portavoce di questa cosa, perché oltre a tutte queste problematiche che noi abbiamo lì, abbiamo una fabbrica con 54.000 tonnellate di rifiuti tossici. Certo. Allora, se niente, quel canale lì esonda più di quello che è già esondato e i danni che ha già creato, noi veramente oltre al danno abbiamo la beffa. Oltre al danno abbiamo la beffa anche per essere risarciti, perché comunque chiedono delle cose che sono fatturazioni, tutte queste cose qui. Tanto lo sanno che la gente è andata sotto acqua, lo sanno perfettamente. E minimo una famiglia che vuoi lì ha dai 10-15 mila euro di danni, quando parliamo di pochi danni. Certo, la fermo un attimo, poi eventualmente le ridò la parola, certo. Perché abbiamo in collegamento dalla sala di via Diego Valeri la collega Belma Riscasen, che è presente all'assemblea che c'è questa sera della lista civica Padova 2020 e non la vedo ancora inquadrata, dovrebbe essere in compagnia, penso, di Francesco Fiore, eccolo lì, lo vedo a fianco di Belma. Padova 2020 ha messo tra le priorità, comunque tra i punti importanti del programma, la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia. Allora cedo la parola a Belma Riscasen, a te Belma. Vediamo se ci sente. Agli ospiti in studio e ai telespettatori. Siamo qui con Francesco Fiore, candidato sindaco per Padova. Con lui 200 persone. Francesco Fiore, perché questo incontro?
Sì, buonasera a tutti. Noi siamo qui questa sera e stiamo celebrando quasi una festa. Questa sera l'Assemblea di Padova 2020 deciderà dal primo all'ultimo le 32 persone che comporranno la lista di Padova 2020 per le prossime elezioni amministrative a Padova. Ci siamo dati un regolamento e sabato scorso sono scaduti i termini per presentare le candidature. Abbiamo 43 persone, se non sbaglio, che hanno presentato la propria disponibilità. Questa sera ne sceglieremo 32, 16 uomini e 16 donne. Con un punteggio, quindi verso le 11, 11 e un quarto dovremo sapere chi sarà in lista per Padova 2020 e sapremo anche chi saranno i capolista. Senta, com'è la qualità di questi candidati? Queste candidature rappresentano veramente tutte le appartenenze che in questi mesi hanno costruito Padova 2020. È bellissimo vedere che quando si dà l'opportunità di costruire un progetto dal basso che valorizzi le competenze e le energie che ci sono in questa città, i cittadini rispondono. Noi tutte queste energie, a partire dai candidati ma anche da chi non entrerà in lista, le porteremo nella città nelle prossime settimane. Io credo proprio che oggi possiamo contribuire a fertilizzare e a contaminare l'intera politica padovana con un nuovo modo partecipato e molto poi riconoscibile dai cittadini di far politica e anche di selezionare i nostri rappresentanti in lista. E il tema della puntata di questa sera è l'idrovia. Voi avete messo in programma proprio l'interesse? Sì, l'idrovia è una in campagna elettorale noi stiamo parlando di alcune grandi opere che non ci piacciono e alcune grandi opere che ci piacciono. L'idrovia riteniamo che sia la più importante di queste, in primo luogo perché il completamento dell'idrovia risolverebbe definitivamente il problema per Padova delle alluvioni, che oggi è più elevato di qualche anno fa, perché l'alluvione di Vicenza ha fatto sì che a monte di Padova gli argini siano stati alzati e quindi Padova è più a rischio di prima. Ma non è solo una questione di sicurezza idrogeologica, l'idrovia serve a Padova per collegare con una via verde la nostra città con la città più turistica al mondo che è Venezia, sia in maniera navigabile sia in maniera ciclabile. Questa è un'opportunità di sviluppo di turismo verde che deve essere sfruttata. L'altro motivo per cui noi siamo molto favorevoli, per noi l'idrovia è una priorità, è il fatto di poter fare a Padova una succursale del porto di Venezia che ha bisogno di espandersi, perché le città portuali hanno degli enormi benefici per le casse del comune. Possiamo creare sviluppo, occupazione con una modalità via-acqua verde e sostenibile di fare logistica e di fare trasporto merci. Per la realizzazione che ruolo deve avere il comune secondo lei? Il Comune deve intanto in tutte le sedi istituzionali porre la priorità per questo tema, deve sensibilizzare l'opinione pubblica e deve rimetterlo nell'agenda politica sia a livello regionale sia a Roma. Questo non è stato fatto, o meglio negli ultime settimane se ne parla molto di più di prima e io credo che sia questo proprio un merito di Padova 2020 che ha riportato il tema dell'idrovia come uno dei più strategici per la nostra città. Queste elezioni si vinceranno? A giudicare da questa sera si vinceranno sicuramente sì, perché c'è una voglia dei cittadini di riavvicinarsi alle istituzioni e se qualcuno offre questa possibilità la volontà c'è, l'entusiasmo c'è. Le persone che in questi mesi si sono avvicinate a Padova 2020 hanno un'altra luce negli occhi, hanno un entusiasmo che a detta di tanti non c'era prima. Bene, questo è tutto. Se avete domande dallo studio, se no vi lascio la linea. No, benissimo così, grazie a Ben Mariscasen e grazie anche a Francesco Fiore. Marco Ferrero, per Padova con Ivo Rossi, l'idrovia Padova-Venezia che posizione ha? A parte che... Non ce l'ha. Sì. Rispetto alle considerazioni che sono state fatte prima, diciamo prima del collegamento con Francesco Fiore, secondo me più di qualcuno ha toccato il punto fondamentale, cioè noi siamo di fronte a una serie di eventi che impongono davvero un cambio di mentalità, ma che, come è stato detto peraltro, deve essere un cambio di mentalità dal basso. In che senso? Per esempio, noi a novembre di quest'anno si andrà in tutti i consorzi di bonifica al rinnovo degli organismi. Allora questa è una partita che, come dire, sembra interessare solo gli agricoltori. In realtà questa è una questione che dovrebbe essere sì, di interesse di tutti e su cui, secondo me, chi soprattutto esprime delle esperienze politiche che nascono in una dimensione civica partecipativa di cui non ha il monopolio l'amico Francesco Fiore, insomma qui ci sono almeno 2 o 3 esperienze insomma, che probabilmente in questi giorni hanno fatto lo stesso tipo di selezione di classe dirigente, hanno fatto
trovato i candidati per le liste civiche, eccetera. Quindi l'impressione è che, come dire, confondere questo tema con un tema da campagna elettorale, quando invece, come è stato detto anche prima, è un tema estremamente complesso che richiede, come dire, di mettere insieme tutte le migliori energie di questo territorio, a partire dai comitati. La politica, secondo noi, della Civica, che sostiene la candidatura del sindaco reggente Ivo Rossi, ma chiedendo anche un, come dire, cambio di passo da un punto di vista dell'innovazione e della dimensione partecipativa. In questo stiamo trovando ascolto, fortunatamente. Ecco, diciamo che sono tematiche dove davvero i comitati, che molto spesso vengono considerati come dire, scomodi interlocutori da tollerare, invece sono portatori di competenze, di esperienze, quindi, come dire, a me dispiace sentire che si fa riferimento a un progetto tutto sommato abbastanza piccolo che c'è nell'area del Parco Iris, come se fosse quello il problema che riguarda il tema di questa serata. Perché, appunto, ripeto, è un tema che non è un tema da campagna elettorale, è vero che molti di noi sono in campagna elettorale, però diciamo che credo che... Però è una di quelle cose che torna ciclicamente, infatti io dicevo in apertura un'opera che si è iniziata nel 68, nel 63 addirittura, prima, nel 63. Certo, allora, per questo dico che è un tema che, se poi andiamo a vedere, su cui sono tutti d'accordo. Chi perché ne facciamo la via verde per arrivare a Venezia, che è la città turistica più turistica, chi perché può fungere da canale scolmatore. La Regione ha fatto uno studio di fattibilità che dimostra che può avere anche questa funzione, che non è incompatibile con quella, diciamo, finalizzata al trasporto. Quindi, voglio dire, è una questione di una tale complessità su cui praticamente tutte le forze politiche si sono spese tendenzialmente a favore. È evidente che qui c'è un problema, che è un problema anche di risorse, di priorità, di visione strategica. Allora, ad esempio... E forse di riuscire a fare squadra, come diceva il professor di riuscire a fare squadra. La politica veneta non riesce... Al di là appunto delle appartenenze. Allora, voglio dire, troppo spesso noi assistiamo, come dire, a scelte che, quando magari la maggioranza in consiglio comunale è di un colore, vede il voto positivo della maggioranza, che poi vota al contrario, essendo minoranza in provincia, adesso senza citare, non so, per esempio, certo, questioni legate alle quote dell'autostrada, ma per dire che molto spesso la politica cittadina, oltre che quella nazionale, ma quella nazionale siamo abituati, alla fine su scelte così strategiche magari si divide, si impantana per motivi di convenienza contingenti, per carità comprensibili, quando invece questa è un'opera su cui di fatto siamo tutti d'accordo che va fatta. Poi ci sono, come dire, sfumature. Certo. E poi c'è questa incapacità comunque di accelerare. Adesso ci ritorniamo, dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità e dopo parliamo dell'urgenza di fare queste opere. Vediamo, tra poco, Gioventù Politica.